oltre le ricerche di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, di cui non si hanno più notizie da 5 giorni dopo un litigio con un amico dal parco di via Bennati. Un medico del pronto soccorso di Chioggia è stato aggredito da un paziente che stava visitando per un dolore addominale, presi di mira anche gli infermieri. A Jesolo arrivano i rinforzi contro le risse, l'ha disposto il comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia, 20 nuovi militari che prenderanno servizio in città. Scegliete da che parte stare. L'appello agli imprenditori della procuratrice di Venezia di fronte al pericolo mafia in Veneto. Sottoscritto un accordo che rafforza la collaborazione tra procura e prefettura nella lotta alla criminalità organizzata. Aumentano i veneziani in difficoltà economica. Le richieste di aiuto all'Emporio della Solidarietà di Cannareggio sono aumentate del 30%, tra le cause rincaro energetico e costo del carrello della spesa. Il palcoscenico più importante del basket italiano è pronto ad accendere i riflettori. La Reyer Venezia sfiderà Olimpia a Milano per aggiudicarsi lo scudetto. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. E dunque cominciamo con le notizie. Si continuano a continuano le ricerche estese a tutta la provincia di Venezia e anche oltre di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, di cui non si hanno più notizie da 5 giorni. Sono riprese sin dalla mattinata a livello provinciale le ricerche di Mattia Testi, il 19enne scomparso dal 4 giugno da Spinea. Dalle attività di localizzazione svolte nelle scorse ore da via Bennati, sempre a Spinea, dove il 19enne si trovava durante la sua ultima apparizione, attraverso il GPS non è emerso niente, racconta il sindaco Franco Bevilacqua. Quindi sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero, con le unità cinofile, i carabinieri con delle unità, la polizia comunale con delle unità e la protezione civile, sia quella di Venezia che quella di Spinea. Quindi si è fatta una ricerca a tappeto in una zona dove potenzialmente poteva esserci il ragazzo. Ora il ragazzo non è stato trovato e questo è positivo per alcuni versi. E questa è la ragione per la quale le ricerche si sono estese oltre il territorio comunale. Grande la preoccupazione di tutta la comunità, in primis della famiglia di Mattia, per questa scomparsa ancora senza un perché. L'unica cosa certa è che il 19enne, prima di non dare più notizie di sé, sembra avesse litigato con l'amico con cui si era trovato nel vicino parco e che in un momento di rabbia avesse rotto il cellulare dopo averlo gettato a terra. Noi non abbiamo una conoscenza esatta dei fatti che sono accaduti, ma comunque sicuramente anche in una discussione tra amici non sono certo cose di gravità inaudita, per cui la scomparsa ha sorpreso tutti, anche gli amici che sono come la famiglia, sono preoccupati anche loro e noi come comunità siamo preoccupati. L'amministrazione comunale, in costante contatto con le forze dell'ordine, sta seguendo la vicenda con grande apprensione, rinnova la vicinanza ai familiari e lancia un appello a Mattia affinché torni a casa presto. Avverti la famiglia che ti hanno cercato, li stanno cercando in maniera abbastanza anche preoccupante, perché quando uno si allontana senza comunicare nulla, una persona, io lo vedo, penso da padre, mi preoccuperei insomma di quello che succede. Tutti pensano magari al peggio, speriamo che non sia così e noi ci aspettiamo insomma che magari anche le autorità, che sono sempre state molto efficienti, in qualche maniera riescono, estendendo la ricerca, a trovarlo. Stretta sui controlli all'aeroporto Marco Polo di Tessera, negli ultimi giorni un arresto e 3 denunce. Una persona arrestata, 3 denunciate, 2 respinte. È il bilancio dell'attività di contrasto all'immigrazione irregolare e all'utilizzo di documenti contraffatti condotta domenica dalla Polizia di Venezia. In mattinata la polizia di frontiera dell'aeroporto Marco Polo ha fermato un uomo, una donna e la figlia minore perché avrebbero esibito ai controlli permessi di soggiorno irlandesi contraffatti nel tentativo di imbarcarsi per Dublino. Sono stati denunciati. Nel pomeriggio invece gli agenti hanno arrestato un uomo di nazionalità straniera con documenti di identità falsi. Anche lui sarebbe dovuto salire a bordo dell'aereo che lo avrebbe condotto nella capitale irlandese, ma il passaporto spagnolo con cui si sarebbe finto cittadino comunitario presentato ai poliziotti è risultato invece contraffatto.
Portato nelle camere di sicurezza della Questura di Venezia, è stato condannato a 10 mesi di reclusione. Sempre nella stessa giornata sono stati respinti 2 cittadini stranieri provenienti rispettivamente da Istanbul e Kutaisi, senza garanzie per l'ingresso sul territorio nazionale. Sono stati reimbarcati immediatamente sul volo di provenienza. Questi risultati, spiegano dalla Questura, sono frutto di una costante attività di controllo sulle tratte a rischio migratorio posta in essere dalla Polizia di Frontiera, specializzata grazie alla formazione specifica di settore nell'individuazione di documenti contraffatti. Siamo a Chioggia, un medico del pronto soccorso è stato aggredito da un paziente che stava visitando per un dolore addominale. In aiuto del medico sono intervenuti 2 operatori del SUEMA 118, a loro volta colpiti con violenza prima di riuscire a immobilizzare l'aggressore, un 45enne straniero di nascita ma domiciliato a Chioggia. Nelle fasi concitate della colluttazione la donna che accompagnava l'aggressore gli ha dato manforte e a sua volta ha colpito un'infermiera prima che giungessero le forze dell'ordine a riprendere il controllo della situazione. Siamo a Jesolo perché dopo le risse delle ultime settimane arriva un rafforzamento delle forze dell'ordine. 2 squadre di intervento del 4° Battaglione Veneto e 10 militari che si uniranno ai colleghi già operativi. È quanto disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia per la stagione estiva a Jesolo dopo gli scontri tra giovani avvenuti nelle ultime settimane. Ai 10 militari messi a disposizione del Comando Legione Veneto se ne affiancheranno altrettanti provenienti dagli istituti di formazione. Inoltre sono state dislocate 2 squadre di intervento operativo che opereranno soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne, svolgendo pattugliamenti e posti di controllo per far fronte a eventuali risse o episodi di violenza, come quelli avvenuti precedentemente in via Herrera o in piazza Mazzini. Si tratta di assetti operativi connotati da una spiccata mobilità specifica, il cui impiego è disposto dal Comando Generale, con l'obiettivo di qualificare le attività di prevenzione operando in ausilio ai reparti dell'arma territoriale, per contrastare le emergenti criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica in determinate aree del Paese. Infine, il recente trasferimento della stazione Carabinieri di Jesolo in via Cesare Battisti, una posizione strategica in città, consentirà maggiore vicinanza al cittadino e una proiezione esterna più efficace con pattuglie che possono raggiungere in breve tempo ogni luogo del territorio jesolano. Pericolo mafie, in Veneto sottoscritto un accordo che rafforza la collaborazione tra procura e prefettura nella lotta alla criminalità organizzata. Scegliete da che parte stare, pensateci e cercate di avere una visione di lungo periodo e non agite secondo logiche di pura convenienza. È un appello e allo stesso tempo un monito, quello che Alessandra Dolci, da questo febbraio procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, lancia agli imprenditori della regione di fronte al pericolo che la grande criminalità organizzata rappresenta per il Veneto. Non è una deduzione, fa riferimento ai processi che già si sono celebrati e definiti con sentenze di condanna che riguardano soprattutto l'area veronese e per quanto riguarda l'area veneziana la vicenda di Eraclea. Però ecco, mi viene da pensare che lo stesso fenomeno di infiltrazione possa essere presente anche in altre province, poiché le mafie si infiltrano laddove c'è ricchezza del tessuto economico, starà a noi fare questa verifica. A Cacorner, Dolci ha sottoscritto con il prefetto di Venezia Darcopello su un accordo di collaborazione che richiama l'intesa tra il Ministero dell'Interno e la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, un rafforzamento del raccordo tra le 2 istituzioni nel rispetto delle rispettive attribuzioni e del segreto investigativo. Per noi è estremamente importante perché consente da un lato alla Prefettura di avere accesso a documenti non coperti da segreto che possono supportare le misure interdittive e dall'altro per parte nostra trarre spunti investigativi invece dall'azione delle prefetture, per esempio dall'accesso ai cantieri che a me sta molto a cuore, perché solo facendo accesso ai cantieri si può verificare chi effettivamente sta svolgendo quelle attività nelle commesse pubbliche. L'impegno degli organi dello Stato a contrasto della grande criminalità organizzata può risultare però più complesso o addirittura non essere sufficiente se si trova ad operare in una società che non si dimostra impermeabile ai fenomeni malavitosi. Bisogna fare formazione presso le scuole, presso le associazioni di categoria e indicare loro quali sono gli alert della presenza mafiosa, perché bisogna conoscerla per saperla riconoscere.
Aumentano i veneziani in difficoltà economica, le richieste di aiuto all'Emporio della Solidarietà sono aumentate del 30%. Nell'immaginario collettivo Venezia è una città ricca, ma non è così. Purtroppo c'è, come si legge in qualsiasi analisi sociale, c'è un gruppo ristretto di persone che stanno molto bene e c'è un gruppo grande di persone che se la cavicchiano. Parla per esperienza personale Anna Brondino. Il suo osservatorio è l'Emporio della Solidarietà di Cannaregio, dove assieme a quasi un'altra novantina di volontari ha la possibilità di toccare quotidianamente con mano la difficoltà economica crescente di molte famiglie veneziane. In questo ultimo periodo sono aumentate tantissimo e siamo anche in difficoltà. I nostri servizi sono su appuntamento. Noi siamo in difficoltà a trovare gli appuntamenti per le persone che devono venire a fare la spesa. E quanto sono aumentate le richieste? In percentuale, se è possibile stirare, insomma, da dare qualche dato? Io direi almeno un 30% negli ultimi 6 mesi, anche meno negli ultimi 3 mesi. Per quale motivo, secondo lei? Qui c'è un tema, secondo me, di povertà energetica. Tra le bollette e il costo del carrello, chiaramente la gente comincia a essere molto in difficoltà. Gestito dall'associazione Corte del Forner, dal 2019 l'Emporio della Solidarietà ha aiutato centinaia di famiglie, non solo attraverso la spesa solidale, ultimamente anche attraverso corsi di cucina gratuiti per insegnare come mangiare sano risparmiando sul carrello della spesa, grazie alla collaborazione e agli ambienti messi a disposizione dalla Fondazione Istituto Ciliota. Alla base dei nostri pilastri c'è proprio quello di reinvestire gli utili della struttura sull'aspetto sociale. Quindi non siamo un'azienda commerciale, noi accogliamo gli ospiti di tutto il mondo con la nostra struttura ricettiva, però questo è un turismo solidale, cioè tutto quello che noi andremo e che andiamo a recuperare come revenue, chiamate tecnicamente dall'aspetto dell'hotellerie, vengono però reinvestite nel sociale e quindi per la città. Ora l'Emporio della Solidarietà ha anche un sito internet per rendere più facile il percorso d'aiuto o per chi volesse partecipare come volontario, più una sezione in cui si rendicontano le spese e quante persone siano aiutate. Ultimamente il loro numero è tale che se continua a crescere ci potrà essere il pericolo di non riuscire ad aiutare tutti. Dal punto di vista retributivo sono quelli che noi chiamiamo working poor, cioè sono persone che lavorano ma hanno uno stipendio troppo basso. A fronte di uno stipendio magari di 1.000 euro, se 700 se ne vanno per l'affitto, con 300 bisogna pagare le bollette e fare la spesa, quindi è chiaro che la gente purtroppo poi capita da noi a fare la spesa. Disagio abitativo, la storia di una madre di Mestre. È un invalido gravissimo mio figlio, io sono sepolta in casa, È l'appello di Antonietta Sico, 54 anni, di Mestre, madre e tutrice legale di un ragazzo di 27 anni con una disabilità psichica riconosciuta al 100%. Escluso dalla graduatoria ERP, chiede un alloggio anche temporaneo dove possa vivere insieme al padre per avere garantita una gestione più sostenibile delle sue necessità quotidiane. Io pretendo una casa. Anche se adesso io sono fuori dalla graduatoria, come gli ripeto, che prima ero dentro, ero 176esima, adesso sono 2,63 e gli alloggi mi hanno detto sono 2,50, mi danno una provvisoria che almeno al venerdì sera fino alla domenica sera c'era il papà, io devo respirare un po', devo stare sempre sepolta qua dentro casa. Per Antonietta è obiettivamente difficile e complicato assistere da sola il figlio, alto più di 1,80 m per 130 kg di peso, quando va in crisi diventa molto aggressivo e quasi impossibile da contenere, racconta. Ha dei momenti che è lucido, che io gli dico: ma chi sono io, Michael? Sempre contenuto, perché se non è contenuto lui spacca tutto. Lui mi dice: la mamma. E dopo di momenti che gli dico: ma chi sono io? Comincia a gridare e parlare di robe strane, guardare in alto il soffitto, ma grida. Talvolta è lo stesso ad avvertire la madre dell'arrivo della crisi. Lui mi dice: no mamma, mi sento qualcosa che non va. Allora io gli dico: dai, alzati, andiamo a letto. E lo porto sul letto suo e gli metto la griglia e lo contengo.
con suo fratello che ha 19 anni. Se io non avessi avuto suo fratello finora di adesso io da sola non ce la faccio. Il giovane nei momenti di lucidità è consapevole della propria condizione e lui stesso a raccontarcelo dopo che si è chiesto il consenso per questa intervista alla mamma. Dentro di me mi sento che qualcuno mi dice vai a letto, perché non sono io, non sono io. E poi quando ti è passata la crisi ti ricordi cosa è successo prima? No, niente. Serve una casa per mio figlio, da sola non ce la faccio più, dice Antonietta. Da troppi anni vive una situazione troppo complessa che ora la spinge a chiedere un sostegno concreto alle istituzioni. Non è che lo dico io, informatevi anche all'ospedale, al CSM e vi dirà le stesse cose che io ho detto qua, finora di adesso. E ora voltiamo pagina, siamo allo sport con il basket, si entra nella partita finale con l'Umana Reyer pronta a sfidare l'Olimpia Milano per aggiudicarsi lo scudetto. Il palcoscenico più importante del basket italiano è pronto ad accendere i riflettori. L'Olimpia Milano contro la Reyer Venezia ha saltato il classico colpione del derby d'Italia contro la Virtus Bologna. La Serie A si appresta a vivere una finale intensa che prenderà il via all'Unipol Forum. Dobbiamo giocare soprattutto una difesa, dobbiamo essere duri, credere in questo che facciamo in questa preparazione di partita. Loro sono una squadra con tanto talento, però se vogliamo vincere dobbiamo giocare a difesa a un livello altissimo. I ragazzi di coach Spacchi arrivano all'atto finale dopo aver compiuto un autentico capolavoro in semifinale, stromettendo i campioni in carica della Virtus Bologna 3-1. Dopo aver strappato il fattore campo in gara 1 a Bologna, Venezia ha blindato il Tagliercio, chiudendo la serie in gara 4 con un 90-83. Attenzione al fattore Tagliercio, dove gli Orogranata hanno vinto tutte e 5 le gare disputate. Ogni squadra vuole giocare partite decisive a casa, anche noi. Abbiamo visto come Tagliercio durante i playoff e anche loro contano in questo. Mi preoccupa talento di loro, forma di gioco, come si fa, mi preoccupa questo, però questo è prima di ogni partita che giochiamo con nostra squadra, dunque non è una cosa nuova. Tanto talento, tante cose per limitare. Ma il talento non manca nemmeno in casa Orogranata, a partire da RJ Cole, Amedeo Tessitori, Jordan Parks, una squadra unita che punta allo scudetto. Sappiamo di dover andare a Milano, giocare in trasferta, sarà fondamentale la mentalità e l'attitudine con cui scenderemo in campo, perché appunto giocheremo contro una grande squadra in trasferta. Siamo un gruppo molto unito, questa è la nostra qualità importante, e poi sarà importante per noi, fondamentale la nostra difesa, perché se noi riusciamo a giocare un'ottima difesa poi potremo essere aggressivi in attacco, giocare tanti punti in transizione e magari fare che canestri più facili, perché in queste partite è importante anche rubare canestri non soltanto quando si gioca a metà campo ma anche in transizione. Vi lascio al meteo e all'edizione di Treviso. Una buona serata, arrivederci.